Il Partito Democratico del Veneto lancia una petizione rivolta ai cittadini. Il tema è la sanità, la richiesta che la Regione intervenga sugli aspetti più critici, prima fra tutti le liste d'attesa. Matteo Mokorovicic. Ridurre i tempi delle liste di attesa, assumere personale, medici e infermieri, soprattutto nei pronto soccorso, aumentare i medici di medicina generale. Il succo della petizione è fatto di 3 punti. Il Partito Democratico del Veneto lancia una raccolta firme e si rivolge direttamente ai cittadini per invertire la rotta nella sanità. L'organizzazione della Regione dal punto di vista sanitario non funziona. Basti pensare che c'è la spesa più alta pro capite per la medicina privata in Veneto e la media più bassa invece per la tutela della salute mentale, per esempio. Non solo. Gli errori sul fronte della medicina generale sono frutto della programmazione della Regione Veneto, quindi ci sono molti campi di intervento. Nel 2022 su 29 milioni di ricette, solo 13 milioni si sono trasformate in esami fatti, quando peraltro una legge del 98 stabilisce che la sanità deve rispettare i termini di tempo indicati nelle prescrizioni dai medici di base. Quindi cosa significa? Che se il cittadino va al CUP e il CUP non garantisce appunto questi termini, può fare una richiesta di visita intramurale, quindi all'interno della libera professione dell'ospedale, e il costo sarà a carico dell'USL. Ovviamente deve essere fatta una segnalazione e la dirigenza deve rispondere. Nell'ipotesi in cui questo non venga fatta, che la Regione rimborsi, perché noi abbiamo costi di circa 700 euro a cittadino annui per visite private e non è più sostenibile perché 1 su 10 rinuncia alle cure.